L'Akragas si riscatta, passa a Caltanissetta con la Nissa con un po' di sofferenza, grazie ad una rete segnata dallo specialista Barrera con un colpo di testa in piena zona recupero. Si tratta di 3 punti fondamentali per rimanere in vetta alla classifica, in attesa anche di conoscere l'esito del recupero che ci sarà nei prossimi giorni tra Enna e Gela, non disputata per neve. Ritornando alla gara del Tomaselli, la Nissa è andata vicina per prima al vantaggio con Esposito che da ottima posizione manca il bersaglio. Le occasioni biancazzurre non tardano a venire e capitano proprio sui piedi dei difensori Locascio e Neri, ma il portiere nisseno Cascio si supera. Secondo tempo sempre più vibrante e combattuto su entrambi i fronti e all'80° un tocco di mano del difensore di casa Fragapane permette di concedere un penalty all'Akragas. Si presenta Desiderio Garufo sul dischietto, ma il forte tiro batte contro la traversa. Tutto sembra essere predestinato al pari, ma all'ultimo fallo laterale, battuto lungo da loro, in piena area avversaria, spicca poi la testa di Barrera che gonfia la rete. Si blocca invece sul nulla di fatto il Profavara contro una Leonfortese molto reattiva, mentre torna a vincere a son di reti lo Sciacca grazie ad una quaterna di Mistretta e al gol di Coco. Per la zona playoff riprendono la propria corsa il Don Carlo Misilmedri che mette sotto il Castellammare, il Mazzara, la Mazzarese e lo stesso Sciacca. Ma vediamo un po' i risultati della giornata. Unico pari a reti bianche è Casteldaccia Marineo, poi c'è Don Carlo Misilmeri Castellammare 5-1, Leonfortese Profavara, ecco un altro 0-0 della giornata, Mazzara batte Parmonval 3-0, Resultana Mazzarese 1-2, Sciacca Cuspalermo 5-1, Nissa Akragas 0-1 e come abbiamo detto prima e Nagela rinviata per neve. Ed ora vediamo qual è il prossimo turno. Akragas Casteldaccia, Cuspalermo Enna che si addice per a sabato, Castellammare Resultana, Nuova Città di Gela Don Carlo Misilmeri, Oratorio Marineo Unitas Sciacca, Parma Valle Nissa, Profavara Mazzara, Mazzarese Leonfortese. Ed ora spazio alle interviste. Sì, abbiamo sofferto il giusto. Il primo tempo credo che ci siano ancora, abbiamo visto ancora le scorie della partita di Coppa Italia. Non era facile, non è stato facile anche perché questa squadra fino alla partita di mercoledì ci aveva abituato a grandi prestazioni, a grande gioco. Oggi abbiamo incontrato un avversario difficile che ci ha messo in difficoltà, però ricordiamoci che l'Akragas ha cercato la vittoria fino alla fine con grande equilibrio, ci ha creduto, abbiamo fallito un rigore, abbiamo continuato a cercare il gol della vittoria e poi ci siamo riusciti. Merito di questi ragazzi che, mi scuso in anticipo dell'espressione, che hanno mangiato e che abbiamo mangiato merda per 3 giorni, quindi questi ragazzi sono da premiare. Ringraziamo i tifosi, quelli veri, quelli che ci hanno dato una mano a rialzarci dopo la brutta scoppola di mercoledì. L'approccio l'ha soddisfatto, almeno nella prima parte della partita abbiamo visto una Akragas che proprio non ha convinto. No, assolutamente no, ho detto che nei primi 10 minuti, forse 12 minuti, forse quella brutta prestazione di mercoledì ancora era nella nostra testa e quindi poi abbiamo preso campo, abbiamo preso di misura l'avversario, che onestamente non è un avversario, non è l'ultimo arrivato. No? La Nissa ha dei giocatori importanti, ha dei giocatori individualmente forti e dal cambio dell'allenatore è cominciato pure a giocare bene, a giocare a calcio, anche perché su questa superficie non puoi fare altrimenti, quindi è merito ancora a questi ragazzi che dopo 3 giorni infernali hanno raggiunto una vittoria importante. È passato un momento che in carriera non l'ho vissuto mai, perché a volte ti senti forte, ma in quei momenti poi magari ti passa tutto d'un tratto, no? Quindi anche perché ti senti la responsabilità di un gruppo sano, di un gruppo forte, di una società e di una tifoseria che merita quello che stiamo facendo. Però va dato merito alla Nissa, secondo me una grande squadra per questa categoria, merita sicuramente di stare in classifica molto più in alto e va dato onore perché hanno giocato una partita onesta, una partita
dove ci siamo rispettati entrambe le squadre dall'inizio alla fine. Juan Manuel Barrera, l'eroe goleador di questa partita, raccontaci l'emozione che hai provato al 95esimo colpo di testa vincente e l'Acragas batte la Nissa. Sì, troppo felice per tutte le squadre, dall'1 fino al 25esimo, siamo tutti importanti, abbiamo avuto una settimana pesante, troppo pressione, però i grandi hanno dato la faccia e siamo qua, siamo fino alla fine, la lotteremo. È stata una partita difficile, ma l'Acragas si è dimostrata una grande squadra, molto unita, molto compatta e ci ha creduto fino alla fine. Sì, tutti sono grande squadra, questo secondo girone sarà più pesante per tutti, per Elena, per Missilmeri, per Favara, per Gela, per tutte le squadre, sarà più difficile. Quanto vale questa vittoria, quanto vale questo tuo gol? No, solo 3 punti, nel derby è importante, ma non dobbiamo far uscire i piedi dalla terra perché è lunga e pesante, dobbiamo andare mattoncino tra mattoncino. Dedica speciale e particolare per questo gol? Me l'hanno chiesto qua Maurizio per l'intervento che l'hanno fatto all'occhio, ma la seconda bambino o bimba che sto aspettando.